infatti cellulari e smartphone sono sempre più presenti fra i dispositivi di comunicazione in uso a ragazze e ragazzi. L'età in cui si può disporre pressoché in autonomia di questa tecnologia è sempre più bassa. Si verifica dunque facilmente che i ragazzi dispongono di una connettività poco o per niente monitorata dall'adulto. L'esperienza social network diventa diffusa e irrinunciabile. Se le tecnologie offrono grandissime opportunità di comunicazione, conoscenza, relazione, altrettanto vasti sono i rischi di un uso non appropriato o distorto che può far scivolare nell'area dell'illegalità e può indurre comportamenti che si configurano come reati, soggetti all'applicazione del codice penale, quali, solo per fare alcun esempio, tratti da sempre più frequenti casi di cronaca, la violazione della privacy o dei diritti d'autore, la sostituzione o il furto di identità, la diffamazione, l'istigazione al suicidio e la pedopornografia. Molto spesso ragazze e ragazzi cadono nell'illegalità a partire da quelli che considerano scherzi. Per questo è importante che siano informati su quali sono i comportamenti di sicurezza in termini di autotutela e di correttezza e in termini di legittimità. Il concetto di consapevolezza si accompagna dunque a quello di responsabilità. Una responsabilità che incrocia i doveri di vigilanza dei docenti e delle famiglie, ciascuno per il proprio ruolo, sanciti dalla legislazione vigente, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa riferita alla sfera delle regole di convivenza civile.